L'oggetto che abbiamo scelto per parlarvi del nostro progetto Withstand è un vaso che si è rotto ed è stato riparato con una particolare tecnica giapponese che si chiama kintsugi. La filosofia alla base di questa pratica è quello che le imperfezioni non vadano nascoste, bensì esaltate, quindi i pezzi vengono ricomposti con l'oro, proprio perché si ritiene che mostrare la fragilità, la storia in un qualche modo dell'oggetto, non ne tolga la bellezza, bensì la celebri. Il progetto Withstand si occupa di fornire supporto psicologico a tutti gli operatori sanitari che hanno o avrebbero potuto arrecare un danno ai pazienti. Per qualsiasi medico e infermiere questa condizione rappresenta un evento molto destabilizzante che manda in pezzi l'equilibrio professionale e personale. In queste situazioni si possono scegliere due strade. Si può fingere che nulla sia successo, ricomporre i pezzi alla belle e meglio e cercare di ritornare quanto prima a un'operatività, oppure ci si può fermare, prendere atto della gravità di quello che è accaduto, smettere di cercare dei colpevoli e cercare invece delle soluzioni, che passano in primis nel fornire supporto a tutte le parti coinvolte, che riguardano quindi ovviamente il paziente, i familiari, l'operatore sanitario, ma in un'ottica sistemica, analizzando anche altri elementi che possono essere intervenuti all'interno del sistema di cura dal punto di vista organizzativo. Queste nuove visioni della sicurezza e della valorizzazione del fattore umano, tornando un po' alla nostra metafora del vaso, saldano i pezzi con l'oro, perché da un lato vogliono ricordare all'operatore la sua fragilità, la sua vulnerabilità, la sua fallibilità, richiamandolo quindi a un senso di responsabilità costante nel suo operare quotidiano, ma al tempo stesso vogliono ricordare all'operatore e al centro di cura in generale che in quella stessa variabilità intrinseca al soggetto che risiedono anche alcune abilità essenziali per gestire condizioni di grande complessità e imprevedibilità che caratterizzano il sistema sanitario. Abilità come per esempio il pensiero critico, la capacità di risolvere situazioni in modo flessibile o la creatività. La pandemia da Covid-19 ha messo in evidenza questi elementi e ha inserito, aumentato l'incidenza dei fattori di rischio che possono portare al verificarsi di un errore o di un evento avverso. Immaginiamo dal punto di vista organizzativo l'aumento del carico lavorativo, dal punto di vista emotivo quello che viene definito il moral distress, cioè la fatica legata a prendere decisioni terapeutiche con importanti implicazioni etiche. Di questo si è occupato un articolo che è stato recentemente pubblicato dal nostro gruppo di lavoro e che attraverso una revisione sistematica della letteratura e meta-analisi di tutti i lavori che sono stati pubblicati nel panorama internazionale sul tema dell'impatto psicologico nel corso di questi 20 anni a seguito di epidemie e di pandemie, abbiamo concluso che non è soltanto importante fornire un supporto psicologico agli operatori sanitari, ma che tale supporto deve declinarsi su due livelli. Una prima risposta pronta volta a gestire la criticità in modo mirato e una risposta invece più di lunga durata, in cui si favorisce una rielaborazione costruttiva di quello che è accaduto e si cerca di valorizzare l'esperienza in modo tale da sostenere la solidità dell'operatore sanitario. Sarà di questo che si occuperà il progetto Withstand, che svilupperà quindi un intervento dedicato alle second victims, operatori sanitari coinvolti in evento avverso, in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze dell'Istituto Superiore di Sanità e con la Johns Hopkins University, in particolare con il professor Wu, che è uno dei massimi esperti in questo ambito. La ricerca continua all'Università di Verona nonostante la pandemia.